Ciao. Allora Maria, tu sei in cerca della tua anima gemella? Sì, un ragazzo. Voglio cercarlo di questo 26 anni, 25 anni, va. Un ragazzo di interessante lavoro, va. Di qua di chi c'è di Trapani. Sì. Parliamo di te. Tu sei praticamente di Trapani. Sì, di Hai Trapani. 31 anni? Sì. Tu lavori? Casalinga. Sei casalinga? Sì. Sei stata sposata in passato? No, l'ho avuto un matrimonio, però come hanno appattato, va. Cioè praticamente non hai mai No, concluso sono singolo. qualcosa di serio? Sì, mi hanno aiutato, però non mi va. Però non sei ex sposata, no? No, singolo. Sei single? Sì. Esatto. Sono una ragazza a posto. Quanto tempo fa è stata la tua ex storia d'amore? Stesse 4 anni e poi siamo lasciati. Da quanto tempo? A 21 anni mi fece fidanzata. Quindi già sono passati 10 anni? Sì. Quindi a 10 anni praticamente Non era- che tu non sei più No, non era per in me. contatto con qualcuno? Non era per me questo ragazzo, ha detto per me. Mia madre ha detto ci lascialo e l'ho lasciato. Esatto. Non E era ora per sei in me. cerca del ragazzo ideale? Sì. 25 anni, 26 anni, questo ragazzo. Allora, per l'età abbiamo detto dai 25 ai 26 in Sì. poi a salire, Sì. fino ad arrivare a un'età di quanto? Cioè è l'età massima praticamente, la base è sui 25-26. Sì. Mentre il massimo che dovrebbe avere quant'è? Cioè se ti telefona mettiamo, che so, un uomo sulla trentina, 32, Sì, 35, sì. va bene lo stesso? Sì. Fino ad arrivare a che età? 50 anni? No, 50 25 anni, 26 anni, dopo l'età. Dai 25-26 fino ad Sì. arrivare Non tanto vecchio, giù, l'età. sì, sui 35 anni. Sì, Quindi 26. dai 25 fino ai 35. Sì. Dovrebbe lavorare, sì. Sì, uno travaglino, perché sennò, perché una fine ne ho a casa mia non manca niente. Certo. Perché sennò Va bene, ascolta, se è un tipo separato lo accetti lo stesso? ho separato, sono singolo, per me Non è ce n'è. importante. Sì, se è separato magari con una ex storia d'amore che ci abbia magari dei figli, per te va bene lo stesso? Sì, io singolo sono pure lasciato. Cioè, l'importante è trovare Sì, la persona che tu sì, praticamente ti ci adatti e formi una famiglia. Sì. Va bene, quali sono i tuoi hobby? Maria, come passi il tempo in una giornata? Ogni tanto esco sempre a casa, non è che... Tu guardi la TV magari? Sì. La musica ti piace? Sì. Che genere di musica ascolti? Discoteca, ricchissima.